Rientriamo in questo studio ideale. Cronache Trevigiane vi sta raccontando la storia felice di una società sportiva, dello Spes Volley, oggi prima in classifica nella Serie A1 di volley femminile. E con il presidente Lucchetta vi stavamo raccontando di una nuova sponsorizzazione con Asco Trade, ma soprattutto volevamo conoscere un po' i numeri di questa società, una quindicina di squadre se non sbaglio. Sì, diciamo che i numeri sono pochi ma significativi. Diciamo che abbiamo 400 atlete tra Conegliano e Belluno che praticano sistematicamente l'attività dalle 3 alle 5 volte alla settimana, quindi circa 400 famiglie coinvolte in questo progetto. Abbiamo 115.000 spettatori alla Zopas Arena, che è una struttura che gestiamo noi. Abbiamo 352 aziende che sono partner nostre nelle varie, oggi 353 con Asco Trade, che sono partner del nostro progetto. Abbiamo 120.000 visite, forse in più perché adesso si sono attestate intorno alle 20.000 al mese, 120.000 visite sul sito internet, che è una delle poche società che ha 2 lingue. 38% di queste visite sono dall'estero, anche da paesi abbastanza impensabili come l'India, come l'Australia. E poi abbiamo ancora 2.400 famiglie che tramite noi e tramite i nostri sponsor hanno rapporti con noi, quindi è veramente una larghissima base del territorio che dà poi risultati sia in campo sia negli spalti. Allora, grazie davvero, in bocca al lupo per il proseguo del campionato, e noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane, e poi però andremo ad ascoltare altri protagonisti di questa nuova partnership. A tra poco. Il vino di oggi è Astoria Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. DOCG, denominazione di origine controllata e garantita. La versione di oggi è il millesimato. Il vigneto si trova a 150 metri di altezza e viene chiamato Costa del Sol perché baciato dal sole. L'uva è uva glera Prosecco. Il colore è certamente un bel giallo paglierino con riflessi tipici proprio di questo vitigno, che è il riflesso verdolino. Belle però le bollicine che si presentano fini, numerosi e persistenti. Il profumo è generoso, importante. Ci sono certamente queste note che ricordano la frutta bianca, che ricordano la mela, la pera, certo anche queste note vegetali finali. Bello anche questa sensazione lontanissima di una mandorla acerba. Proviamolo in bocca. Buono l'esordio in bocca. Lungo, persistente, la freschezza si fa sentire, è presente, forte, persistente, ma morbido. L'esaltazione dell'effervescenza esalta il profumo, avvolge la bocca, persistente, lungo, importante. È certamente un vino importante da abbinare a piatti importanti, antipasti importanti o primi importanti. Salute! L'arte spumantistica della Carpenè Malvolti. È uno spumante Charmat da uve Petit Manseng, un'uva bianca dagli acini piccoli dell'area dei Pirenei francesi che ci riporta alla Languedoc e allo Jurançon. Dal punto di vista visivo è prettamente un piacere vedere questo tema del valore del colore giallo paglierino ma con tonalità intense di verdolino, con una brillantezza non comune e nello stesso tempo anche il pensiero a delle bollicine che sono fini, persistenti e numerose. Quando mi avvicino al naso noto subito queste caratteristiche fruttate che ci riportano alla frutta esotica e nello stesso tempo ai caratteri minerali e voglio dire anche vegetali. Al gusto è secco, è un extra brut, è sapido, è fresco, ma nello stesso tempo mi riporta a una persistenza aromatica intensa che mi ricorda le aromaticità, chissà perché, di un vitigno, di un'uva particolare. Abbinamenti
spiedini con crostacei, zuppe di mare, zuppa di pesce e vorrei dire a una temperatura che è un po' leggermente superiore al solito, al normale, anche attorno ai 10 gradi. Ascotrade, società del gruppo Ascopiave, è un'azienda attiva nel settore della vendita del gas metano, oltre che dell'energia elettrica e del fotovoltaico. Nata nel 2003, è una giovane società del territorio, ma che racchiude in sé l'esperienza che da sempre contraddistingue il gruppo di comuni fondatori. Ascotrade ha sede a Pieve di Soligo, nel cuore della Marca trevigiana, ma la sua attività tocca anche i comuni delle province di Belluno, Venezia, Vicenza, Padova, Pordenone e dell'Alta Lombardia, contando complessivamente 350.000 clienti. Nel territorio trevigiano Ascotrade ha aperto 6 sportelli a Treviso, Villorba, Conegliano, Castelfranco Veneto, Ormelle e Pieve di Soligo. Rivolgersi agli sportelli di Ascotrade significa trovare un partner di riferimento con interlocutori locali, affidabili, professionali, che improntano il rapporto sulla massima trasparenza e sono in grado di offrire un servizio adeguato alle esigenze del cliente. Per risparmiare gas è importante fare attenzione alla disposizione delle pentole sui fornelli. Assicuratevi quindi che le dimensioni del fornello siano proporzionate a quelle della pentola. Rientriamo in questo studio ideale dove vi stiamo raccontando la grande stagione dello Spes Volley. Qui siamo con l'assessore di Conegliano Zava che ci attendeva e che è stato testimone di questa operazione, no? Un'azienda del territorio che ha deciso di aiutare lo Spes Volley sia per lo sport ma anche per dare un segno sociale, no? Di presenza. Di presenza sul territorio, perché la Spes Volley quest'anno fra l'altro sta andando molto bene, è una squadra del territorio, di tutto il territorio, di tutta l'area, non solo trevigiana ma spazia ormai in tutte le province. Noi abbiamo, quando abbiamo le partite, abbiamo turisti, abbiamo appassionati che arrivano praticamente da tutte le province intorno. 3-4 mila persone ogni partita, ma anche l'anno scorso che la classifica non era così importante come quella di quest'anno. Sì, certamente, anche l'anno scorso e quest'anno poi comunque c'è anche l'entusiasmo. L'anno scorso l'entusiasmo è andato un po' scemando perché logicamente non andando molto bene in classifica purtroppo è stato quello che è stato. Quest'anno invece prime, è già la terza giornata che sono prime, quindi ecco, sicuramente è una cosa notevole. E oggi appunto abbiamo anche suggellato questo accordo fra la Spes e l'Ascotrade. Ascotrade che è l'azienda del territorio per eccellenza e che quindi è bene che partecipi a queste iniziative, a queste cose, in modo da sostenere lo sport. Io la ringrazio per questa testimonianza. Matrimonio questo che è stato definito alla Veneta. Cosa volevano dire? Beh, lo scopriremo tra poco con le conclusioni del presidente di Ascotrade. Rimanete con noi, a tra poco. APVF, l'associazione produttori ortofrutticoli veneto-friulani, è una delle realtà del settore più autorevoli a livello nazionale. Circa 3.000 produttori agricoli costituiscono il cuore pulsante di APVF, che confeziona e commercializza le loro produzioni. Si tratta di vere eccellenze dell'ortofrutta, alcune delle quali a marchio IGP, che trovano spazio nei mercati tradizionali di casa nostra, ma anche in Europa e fuori dai suoi confini. Oggi APVF continua ad investire sulla qualità per garantire a clienti e consumatori prodotti certificati e garantiti, guardando al futuro con positività. Si guarda il futuro con positività perché c'è una base sociale molto coesa, molto vicina all'azienda. Stiamo investendo molto in macchine, in impianti e il nostro obiettivo è quello di ridurre la filiera tra il produttore e il consumatore e quindi noi andremo sempre più vicino al consumatore finale con un prodotto finito. Lo stesso presidente Rossi conferma la volontà dell'Associazione di Produttori Veneto-Friulana, che ha la sua sede principale a San Polo di Piave, di guardare al mercato quindi con la volontà di costruire una filiera corta. Raccolta diretta, si lavora qui in confezioni da 4, 6, 8, dipende cassettine da 1 chilo, 2 chili e si manda subito in distribuzione.
stagione. E questa è una garanzia di prodotto fresco, di qualità e genuinità. Dal campo alla tavola con prodotti tipici nostri. Abbiamo cambiato strategia, non si va più alla grande distribuzione attraverso un'azienda di servizi, ma si va in diretta attraverso i produttori. I produttori fanno della differenza e il territorio ci aiuta molto per questa differenza. ApoVF quindi resta legata alla propria missione, che vede in cima alla lista delle priorità la soddisfazione dei suoi soci produttori e dei consumatori finali. La sfida e la vittoria passa attraverso un prodotto e un territorio. Noi abbiamo dei prodotti IGP, dei prodotti meravigliosi. È importante che i consumatori acquistino i prodotti di stagione e questa è una garanzia. Spes Volley. Primo posto, Scavolini Pesaro secondo posto e domenica c'è proprio questa grande partita che metterà le cose in chiaro. Nei cartelloni dello Spes Volley però c'è questo nuovo marchio Asco Trade tra ovviamente quelle aziende che sostengono questa squadra. Abbiamo raccontato questo nel corso di questa puntata e il presidente Busolin di nuovo con noi per tirare un po' le conclusioni aveva parlato di un matrimonio alla Veneta. Cosa vuole dire? Matrimonio alla Veneta significa che ci siamo guardati negli occhi assieme al comune di Conegliano, ci siamo piaciuti, abbiamo definito gli obiettivi reciprocamente e ci siamo sposati oggi. Quindi... Ci sono molte similitudini, lei diceva, tra questa disciplina, la pallavolo e la vostra azienda. Ma certo, Asco Trade è una società giovane, nata nel 2002, la Spes Volley è una società giovane, lo è anche nella disciplina sportiva che pratica, è una società dinamica come lo siamo noi che ci occupiamo di commerciale e ha questo valore aggiunto che a noi piace molto, che sono questi palazzetti che si riempiono di famiglie e di giovani che danno un segnale positivo e che chissà magari in futuro potranno essere proprio i nostri clienti nuovi. Il concetto è azienda del territorio per il territorio. Sempre azienda del territorio per il territorio, con il valore aggiunto e con l'attenzione dovuta per il sociale. Bene, grazie al presidente Busolin, grazie a tutti i protagonisti di questa puntata. Cronache Trevigiane termina qui, l'appuntamento come sempre la prossima settimana, stesso orario, stessa televisione. L'appuntamento per voi è anche allo Zoo Passarena per seguire lo Spes Volley. Alla prossima! Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin.